verso le 11, 11 e un quarto più o meno, entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi i soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, è entrato ed uscito con il bottino. Circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso. Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene, oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto, credo, di disperazione, più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori un minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi della cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa a tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori.